che fa cominciare questa seconda edizione del Festival del Panettone Artigianale. Benvenuti. Buonasera a tutti e io a nome mio e dell'amministrazione comunale vorrei ringraziare tutti i maestri pasticceri che per il secondo anno hanno aderito al nostro invito e stasera siamo qui per il secondo appuntamento del panettone, del Festival del Panettone Artigianale. Salutiamo gli amici di Ciancio, la Bottega Reale di Tordolici, buonasera, ben arrivati, grazie. Margherita Caffè, qui giochiamo in casa, siamo a Rocca di Capriglione, buonasera, grazie per essere qui. Anche la pasticceria Frisenda gioca in casa questa sera. Torniamo a Tortorici, giusto? Qui c'è il dolce incontro, buonasera anche a voi e grazie di essere con noi. La pasticceria Casa del Dolce, qui gioco in casa io perché insomma loro sono di Sant'Agata Vintello, quindi benvenuti, bentrovati. Voliamo a Capodorlando, i nostri vicini di casa, c'è il Sapore di Sale, buonasera anche a voi e chiudiamo solo perché siete gli ultimi della carrellata con Filippo Nici e la sua squadra, appunto la Cometa. Questi sono tutti gli amici che questa sera hanno deciso di partecipare a questo secondo festival del Panettone Artigianale. Lo diceva il sindaco, lo ribadisco anch'io, non si tratta di una gara, non c'è nessuna competizione, ma l'unica competizione sarà quella di assaggiare più panettoni possibili. Questa è l'unica competizione di questa serata. Io mi sa che non devo esagerare, dovrò cambiare altri 20-30 minuti per partire. Ad ogni modo, prego. Io non intendo tornare indietro. No, assolutamente no. Giustamente mi dicono nessuna di queste cose deve essere restituita o deve rientrare in laboratorio. Il cartellone natalizio prevede una serie di eventi sia a Capriglione che a Rocca, ma stasera siamo qui per inaugurare il secondo appuntamento del Festival del Panettone Artigianale. L'anno scorso è stata la prima edizione, devo dire una manifestazione molto partecipata e riuscita che vede appunto il coinvolgimento dei pasticceri non solo di Rocca di Capriglione ma anche dell'Interland Nebroideo. Tante le pasticcerie che hanno aderito e ci fa piacere questo perché vogliamo esaltare il dolce tipico natalizio che è il panettone. Fino a tempo fa il panettone era il panettone delle grandi firme, cioè non era un dolce tipico nostro siciliano, e invece i nostri maestri pasticceri con l'evoluzione della pasticceria hanno esaltato e hanno realizzato un dolce che oggi non ha nulla da invidiare ai panettoni delle grandi firme, quindi un'esplosione di sapore, un'esplosione di ingredienti, una combinazione di ingredienti, ciascuno nella diversità c'è l'eccellenza di ciascuna pasticceria, quindi tanti gusti, tutti ciascun pasticcere appunto utilizza degli ingredienti particolari e soprattutto vengono utilizzati ingredienti che proprio sono tipici del nostro territorio, quindi abbiamo anche la promozione del territorio, la promozione dei nostri prodotti. Io questo abbinamento, questo modo di coniugare i prodotti dai dolci così come all'agroalimentare, io credo che faccia unico questo nostro territorio, e oggi il panettone è un panettone che ha i panettoni che realizzano i nostri pasticceri non solo sono venduti qui ma hanno acquistato anche una fetta di mercato nazionale. Ecco, io credo che quando un territorio cresce possiamo essere tutti felici ed orgogliosi. Stasera ancora qui tanta gente, tanta partecipazione, e ringraziamo i maestri pasticceri che hanno accettato il nostro invito e che in uno spirito di grande collaborazione, non di competizione, si cimentano a spiegare che cosa hanno utilizzato nella preparazione di questo bellissimo dolce, di questo fantastico dolce, e speriamo che anche questa sera possa avere, così come l'altra sera con il trenino, possa vedere la partecipazione e anche la degustazione del panettone da parte di tanti nostri concittadini, ma non solo i nostri concittadini ma anche di tanti amici che raggiungono e che si fermeranno stasera a Rocca di Capriglione. Cosa vuoi aspettare? L'amore spacca il cuore.
anche quest'anno avete riproposto questa iniziativa per mettere in vetrina le eccellenze siciliane, i prodotti artigianali, in questo caso il panettone. Sì, anche quest'anno abbiamo riproposto questa manifestazione. Dopo il successo dell'anno scorso abbiamo pensato con il sindaco, con il resto dell'amministrazione, di rifare questo evento, perché è un evento per valorizzare quello che fanno i nostri pasticceri qua nel nostro territorio. È giusto che hanno un giorno dedicato a loro per tutto il lavoro che fanno e poi valorizzare un prodotto che è nato al nord Italia e lo stiamo qua in Sicilia, lo stanno ha un 10 anni, 15 anni che stanno valorizzando questo panettone, e abbiamo pensato di nuovo di promuovere questa serata. Quanti pasticceri hanno aderito all'iniziativa? Sono 7 le pasticcerie che hanno aderito, 2 sono del luogo e gli altri qua nei nostri paesi limitrofi. Ognuno di loro farà gustare ai partecipanti i propri panettoni, quindi una degustazione gratuita anche. Sì, la degustazione è gratuita e ogni pasticceria mette a disposizione i suoi cavalli di battaglia, diciamo, di panettoni, che farà la degustazione. Un'occasione per far scoprire le bontà artigianali siciliane e anche per sostenere l'economia del territorio, perché acquistando questi prodotti, che sono spesso realizzati a chilometro zero, si sostiene quindi un'economia locale. Certo, l'economia gira anche l'economia, perché andando a organizzare una serata di questa a Rocca di Caprileone, che come nel nostro punto geografico Rocca è situato come uno svincolo autostradale che collega tutti questi paesi limitrofi, Rocca fa da vetrina e è stato pure un'idea concentrare tutto qua. È normale che vengono dei turisti, tutte persone qua nella zona che vengono a acquistare e gira l'economia. Il Natale, le festività, gli eventi continuano qui a Caprileone e a Rocca di Caprileone, quindi si andrà avanti sino all'Epifania con tante altre iniziative. Sì, abbiamo la Sagra della Ricotta con musica popolare nel borgo a Caprileone, poi ci sarà l'inaugurazione del presepe vivente al santuario organizzato dal movimento giovanile, e avremo una serata qui sempre nel tendone giorno 30 con degustazioni di prodotti tipici, sempre con musica popolare, e cerchiamo di fare qualcosa per i nostri cittadini. E qui al Festival Artigianale del Panettone anche 2 campioni. Intanto i vostri nomi? Nici Filippo, titolare del bar Pasticceria La Cometa di Mirto. Santo Mancuso, pasticcere presso Divino Lonce Bar di Gioiosa Marea. È campione anche mondiale, se non sbaglio? È campione mondiale di pizza e dessert quest'anno, 2023, campionati di pizza tocca a Pestum, insieme a un mio carissimo amico e collega, Matteo Mannucci, il mio collega. Oggi qui al Festival del Panettone Artigianale, come mai? Abbiamo voluto valorizzare il prodotto del territorio, quindi portando, diciamo, le materie prime in rilievo, come il cioccolato di Modica, come il pistacchio di Bronte, anche gli agrumi siciliani. Cosa significa essere campioni, ecco, poi portare avanti questo titolo e mantenerlo? Essere campioni, se da un lato ti dà molta soddisfazione, dall'altra parte alzi particolarmente tanto le aspettative delle persone, perché comunque cercano in te comunque un prodotto che in giro non c'è, una novità, qualcosa di differente, e quindi devi essere sempre lì pronto a non gustare le aspettative dei clienti. Anche lei è diventato campione presentando un panettone. Sì, noi abbiamo presentato quest'anno a Massa Carrara una colomba innovativa, e con l'innovazione in questa colomba era il succo di lampone al posto dell'acqua, quindi già l'impasto prende un colore rosa, il colore del lampone. In più all'interno c'era dentro sempre del cioccolato di Modica, perché cerchiamo di valorizzare sempre i prodotti che abbiamo qua in Sicilia, e in più c'era dei frutti di bosco e del rosmarino. Il rosmarino è stata la nota vincente che ci ha dato il premio di questa medaglia d'oro ai campionati nazionali.
e ne siamo proprio fieri. Per queste manifestazioni ci lottiamo per dare proprio il massimo da far assaggiare alle persone e fargli capire che è un prodotto artigianale completamente diverso da quello che troviamo nelle grosse distribuzioni. Quindi sono attente ricerche, ore di lavoro notturne, prove e riprove. Poi lavorando con i lieviti madre si sa benissimo, chi è lievitista mi può capire, le ore che si perdono e i tempi che purtroppo comanda lui. In casa nostra comanda il lievito madre, quindi è difficile da gestire, ma bisogna essere bravi anche per poterlo gestire e cerchiamo di fare sempre del nostro meglio. Bene, l'invito è anche ai giovani di partecipare e lavorare anche in questo settore, che è un settore che premia, può dare soddisfazioni. Sicuramente, diciamo che la formazione è sempre in via di espansione ultimamente, quindi diciamo è un bene per tutti portare avanti l'innovazione insieme alla tradizione. L'amore spacca il cuore, spara, spara, anche se non lo dovrò, se come sei fatto Il Natale poi proseguirà con tanti altri eventi per mantenere appunto intanto unita la comunità e soprattutto anche rilanciare poi questo luogo, cercare di attirare anche i visitatori. Guardi, abbiamo l'altra sera, le dicevo, manifestazione riuscitissima, l'accensione dell'albero di Natale insieme al trenino. Il Natale, ecco, queste luci vogliono simboleggiare proprio la luce interiore che c'è dentro i nostri cuori. Il Natale è gioia e noi abbiamo cercato di rendere sia a Rocca di Caprileone ma anche nel borgo di Caprileone, dove è stato realizzato un bellissimo presepe, una serie di piccoli eventi che devono da un lato radunare, ecco, portare a radunare la comunità, il presepe vivente realizzato dal movimento giovanile, ecco, una serie di eventi che portano, che danno il senso dell'unione, che è quello il senso del Natale, l'unione di una comunità come una grande famiglia, ma nello stesso tempo anche la curiosità di persone, ecco, di persone dell'Interland che vengono e si fermano e insieme a noi trascorrono queste serate che noi abbiamo cercato appunto di organizzare per rendere magico questo Natale. Qual è l'auspicio per il 2024 anche da deputato regionale? Guardi, l'auspicio per il 2024 è che il 2024 possa portare pace, serenità, salute in tutte le famiglie, non solo siciliane ma dell'Italia e del mondo, e che la ripresa economica che si intravede possa veramente avere uno sbocco maggiore, perché quello che poi alla fine serve insieme alla salute e alla pace è anche il lavoro, quindi auspichiamo veramente un 2024 pieno di pace, salute, serenità e tante prospettive di sviluppo e di rilancio della nostra economia. Non resta altro quindi che venire qui a Caprileone, a Rocca di Caprileone, a scoprire questi eventi e naturalmente l'auspicio di un buon e sereno Natale e festività comprese, e poi buon 2024. Sì, siete tutti invitati alla nostra manifestazione, auguri di buone feste a tutti dall'amministrazione comunale di Rocca e da me Ivan Carcione. Sicilia, guardate dove siamo oggi, guardate che bontà. E questi sono tutti panettoni artigianali.
Facciamo un applauso ad Antonio Zacco e alla sua campagna, grazie.